Siculiana dice no al centro di accoglienza nell'ex hotel Villa Sicania, lo farà scendendo in piazza il prossimo martedì 5 dicembre. La decisione è stata adottata ieri nel corso della seduta del Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza. Tanti i siculianesi presenti nell'aula consiliare per dire basta alla struttura alberghiera da anni trasformata in centro accoglienza e che oggi ospita numerosi extracomunitari. Al centro della riunione del Consiglio Comunale è proprio la situazione del centro accoglienza Villa Sicania, struttura che per i consiglieri e i numerosi siculianesi in aula va chiusa. Dello stesso avviso il sindaco di Siculiana, Leonardo Lauricella, che nei giorni scorsi proprio sul tema centro accoglienza aveva chiesto un incontro con il ministro Minniti e con il neopresidente della regione Musumeci per discutere sulla situazione di Siculiana e sulle conseguenze che sia sotto il profilo turistico ma anche socio-economico sta comportando per la collettività siculianese la presenza del centro accoglienza nella cittadina, sollecitandone dunque la chiusura. Dal Ministero ancora, ha spiegato Lauricella da noi raggiunto, non è arrivata alcuna comunicazione, mentre l'ufficio di segreteria del presidente della regione Musumeci ha assicurato che non appena saranno completate le procedure di insediamento del nuovo governo, Musumeci sarà disponibile a ricevere il primo cittadino. E ieri alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Siculiana c'erano anche i componenti del comitato cittadino costituitosi proprio per dire no al centro accoglienza e per chiedere all'amministrazione e al Consiglio di partecipare alla manifestazione indetta per martedì. L'invito è stato accolto dal primo cittadino Lauricella, che ha assicurato la sua partecipazione all'iniziativa al fianco dei cittadini.